Oddio, bellissimo, adesso ho capito, il piedibus, ti portano a scuola a piedi col carretto, figata. Mamma mia, che mattina di merda, mi si era incastrato la valvola delle nere. Puoi immaginare, erano piene, va bene, mi sono lavato tutto a posto e adesso andiamo a cambiare sta ventola. Madonna di Dio, guarda sto qua che non si vede perché è tutto il riflesso stamattina col sole di oggi. Raga, una retrocamera è tipo un 20 pollici. St'altra qua che è tipo un 17. Poi a camera che misteri. Dopo queste telecamere dappertutto, chissà laterale che serve. CB, parla di che il problema è proprio il frigo, no ventola. Però se dico gatto, quel sì che interessa, vedi tu. Ragazzo, con Stefano avevamo provato 1000 volte a chiamarla Tedford perché avevamo anche i numeri di cellulare dei responsabili, però non risponde nessuno. Quindi insomma io mi sto abbastanza arrabbiando e ovviamente non è che sconsiglio a tutti di prendere i frighi Tedford, vedi cosa succede se poi hai un problema con la Tedford. Quindi attenzione, questo è quello che ti accadrà se qualsiasi cosa tu compri della Tedford abbia un problema, che sia un frigo, che sia un water, che sia una qualsiasi cosa, cioè hai un problema, te la paghi al cazzo. Siamo resi dal caldo, sono previste temperature alte, non quelle 40 gradi, comunque scorta CP, cuccia del CP, cioè non so, di che CP, e guarda qua che bel giardino che sta. Qua e dopo tutto intorno, anche a sinistra e altri giardini, dopo insomma, poro CP. Solito discorso, però devo rispiegarlo se c'è gente nuova. Allora, ora siamo solo a 27 gradi, però vado da clienti, con costi mega finestroni, eccetera, non sempre metto gli oscuranti, non ho tempo, CC e cocò, non posso tenere aperto, se no il cane mi scappa fuori. E comunque non si posso tenere le finestre aperte perché campeggio, dipende in che zona sei, e quindi come ogni estate, per non farlo soffrire il cane, lo tengo nella vecchia casa. Questo perché nonostante non sia più vegetariano, sono in qualche modo stupidamente e incoerentemente contro la sofferenza degli animali. Cioè sì, pago perché li uccidano e me li mangio solo per gusto, però mi si cacca il meccane triboli il caldo dentro il camper. È andata, è già sparita. Eccola là, si fa i giri anche di qua. Sì, GP, vedi, almeno Poletta cammina quando vuole, si stravia, c'è la gente che passa, fa la guardia, che piace a fare la guardia. Non sono giustificazioni, è la verità, porcaccia la miseriazza, poro cane. È sempre andata così, in 7 anni, d'inverno e autunno è con me, e primavera barra estate è qui nella casa. Eccola, e scrivania completa, mega scrivania. Guarda che forte sto furgone mia van life con col scarpone fuori dal finestrino. Pausa caffè, pausa cibo. È diverso. Vabbè, alla fine news frigo. Allora, guide. Non c'è un contattaci. FAC, tutte FAC, ma non FAC nel senso la parolaccia, FAC nel senso le domande e le risposte, non c'è un numero di telefono, non c'è un contattaci, ci sono i centri vendita e assistenza, per carità, tra i quali c'ho l'Arc Camper, che per carità abbiamo visto si è dimostrato più che professionale e disponibile, e il quale però non riusciva mai a mettersi in contatto con sta Tedford. Io avevo questo numero qua di sto responsabile, per carità non so neanche chi cavolo me l'aveva dato, e ho provato a chiamare anch'io 50.000 volte. Ho scritto, porca puttana ragazzi, guarda che su Yuri e le puntine del mondo non state facendo tanta una bella figura, tac, Magia ha risposto subito, un po' anche arrogantemente se devo dire la verità, però l'importante è che il problema venga risolto. Anche perché, per come la vedo io, per la mia politica di lavoro, quando vendo un prodotto di valore, in questo caso un frigo da 2000 euro, e questo si guasta subito, cioè lascia perdere che è dentro la garanzia, ma proprio subito, appena comprato, non può aspettare un mese e passa perché arrivi una ventolina. E se poi questa ventolina si rompe per la seconda volta, e lì ci deve essere proprio la massima urgenza in assoluto, almeno non dico di usare la politica di quello del Lamborghini che mandava il meccanico con l'aereo i pezzi di ricambio, però ragazzi, una via di mezzo. Se ad esempio un cliente anche dall'Inghilterra, dalla Spagna, non dico dall'America perché d'America siamo organizzatissimi,
ci telefona che ha qualcosa, noi facciamo partire in giornata con un aereo di linea, un nostro meccanico con quello che c'è bisogno, e va là, glielo mette a posto e gli chiede scuse e poi ritorna e gli mandiamo anche una lettera chiedendo scusa. Ma chissà quanto costa questo? Beh, sì, costa, ma vede... È No, un dico al cliente. No, il cliente non costa neanche una lira, costa a noi, però vede, è un costo che rende in quanto il cliente che lei gli ha fatto un servizio di questo genere lo racconta a tutti, e raccontandolo a tutti diventa una pubblicità. Quella volta gli avevo scritto del problema e mi avevano risposto in ogni caso di andare in un centro assistenza Thetford, il quale poi avrebbe contattato lui, la Thetford. Sembra un gioco di parole. Cos'è il centro di assistenza Thetford? Il centro di assistenza Thetford o Dometico, qualsiasi altra roba, è un'officina, diciamo, che nulla a che fare con la Thetford, ma che ha seguito un corso dedicato appunto per questi prodotti e ufficialmente, diciamo, è il punto di riferimento con questa ditta per la riparazione dei pezzi. Il bello è che io non faccio nomi per correttezza, ma quella volta ne ho chiamati 5 dei centri Thetford e l'unico, te l'ho già detta, l'unico che ha saputo darmi la risposta, sapermi dire guarda che è il problema della ventola, è stato Arc Camper. Adesso non può fare pubblicità Arc Camper, però ho detto cazzo che altri, cioè ti do il codice di errore e nessuno che sa niente e non sa tirar fuori il codice di errore, cioè capisci? Ragazzi da Thetford, migliorare, perché io sono partito con le migliori intenzioni, ho fatto pubblicità gratuita perché ho detto secondo me a panza sto frigo è migliore della domenica eccetera eccetera. In realtà poi insomma avete dimostrato sia qua materia che qua disponibilità verso il cliente che non sei proprio così. Ma più che altro mi dà fastidio perché nei commenti mi sto quasi prendendo del Mona ad aver scelto la Thetford come marca di frigo, perché già 2 persone mi hanno detto che a Thetford è nata per fare i cessi, quello gli ha da fare, ho capito però. Vabbè, piccole dettagli che secondo me però sono importanti per chi vuole lavorare dal camper come me in mobilità, ma comunque insomma. Una cosa importante, io ti avevo detto, no, che tempo fa avevo fatto questa SIM della Very Mobile e messa su un router in modo tale da avere 2 connessioni internet diverse che utilizzassero celle diverse, ok? E è da 2 giorni che io sono senza internet sulla Very Mobile. Mi hanno detto sì, non si preoccupi, è un problema locale della sua zona, lo stanno risolvendo. Ho detto ok, vabbè, tanto io domani devo spostarmi, quindi non è un problema. Però nel frattempo io ho potuto continuare a star qui senza emigrare, in quanto mi sono fatto l'hotspot col telefono. Quindi vedi, il consiglio che ti ho dato quella volta adesso è stato messo in pratica, ok? Quindi è stato dimostrato che è una cosa effettivamente furba e intelligente, perché non sempre possono esserci solo problemi di zona, cioè che tu ti sposti eccetera, ma può esserci magari proprio un problema legato alla tua SIM, hai capito? Al tuo numero proprio, indipendentemente da che zona sei, e tu risolvi facendoti l'hotspot o utilizzando il router che ha un'altra compagnia telefonica che si appoggia, importante, su altre celle, perché tipo Very Mobile si appoggia su celle Wind 3 e HO Mobile si appoggia su celle Vodafone, quindi hai capito? Buon partenza, oggi giornata del fuego, ma a te questo non importa, a te invece importa? Un consiglio, un trucchetto, secondo me geniale e funzionale. Allora, praticamente quando ti fai le foto per la patente o per il rinnovo ti consiglio di ubriacarti a merda, ok? E poi ti fai la foto, così quando ti ferma la polizia, no? Che sei magari in stato di ebbrezza, cioè ti guardano la foto, io sono tutto così, tutto e dico ah no, è così di suo e quindi va bene, lasciamolo andare. In cuccia era. Dimmi amore, vuoi far vedere la tua cuccia? Facciamo vedere la tua cuccia bella, dov'è la tua cuccia? La cuccia? La cuccia, dai, fai vedere dov'è la cuccia. Dov'è la cuccia? È lì la cuccia, guarda. Che bella questa cuccia! Madonna, guarda che alte tecnologie! E la corda? Te la sei portata in cuccia la corda! Brava, che bella!
A faccia del relax, cena di classe e subito dopo la cena partenza per la Slovenia. Sì, se ne devo discutere quanta che sa 40 anni. Oh ragazzi, fate un cheese! Vedi tu a 40 anni, sta tutti sordi, vedi tu, tutte con la castiga, ma mi sente. Fate il cheese! E dopo te lo dice, date fai una foto! 3, 2, 1 e via! Era un video. Memo, cancellare il video prima perché Samuele le devo parlare male di accento. Resta che parlare bene. Nota interna per noi altri del gruppo, ragazzi, questo è un produttore di prosecco emergente, quindi Miller segnete o bassa, Andrea Cella. Bevitore anche. Ma i bevitori sì, quindi l'inflazione come mistero. Documentiamo che con uno diventa produttore dei prosecchi e tutti che io cogo, io carezza, guarda tutti i vicini, vedi tu? No, ma vale l'immagine che hai di me qual era, scusa? Io riprendo. Vai tranquilla, l'immagine che hai di me? A fianco alla cattedra della maestra con Marchetto. È tutto falso, è tutto falso. Che film, è quello il problema. E se vuoi fare il discorso a Luca, no? Vedi tu che è timido. Però, siccome siamo tutti mezzi sordi, ogni volta che provo a parlarsi, cioè ste buone, nessuno sente, quindi le ha mezz'ora che se lo dire discorso, non si capisce niente. e non si conclude un cazzo. Vedi tu per 40 anni, sta attento per 40 anni. Eccolo. Vai Sigari!